Oltre 2.200.000 euro per il consolidamento, il miglioramento sismico e la ristrutturazione del Corpo A. Proseguono i lavori al Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, il sopralluogo del presidente della provincia Marcon per verificare lo stato dei lavori sullo storico edificio del 1920. Stanno proseguendo e verosimilmente riusciamo a consegnare gli spazi per l'inizio del prossimo anno scolastico. Questi sono i primi fondi che ha intercettato la provincia di Treviso nel 2017 per la messa in sicurezza sismica di edifici scolastici e questo intervento qui al Flaminio di Vittorio Veneto ci dà particolare soddisfazione visto l'immobile, il suo contesto storico e la sua storia. Il liceo Flaminio, 758 studenti in 36 classi, è da sempre un punto di riferimento per tutta l'area nord della provincia di Treviso. Oggi stiamo vedendo che la qualità dell'insegnamento di questo istituto ha fatto sì che si stia incrementando di molto il numero di nuovi iscritti, anche appunto dal circondario, e quindi rinverdire questa storicità che da sempre ci connota è motivo di grande soddisfazione. Dopo questa prima tranche di lavori è in approvazione il progetto esecutivo per la ristrutturazione dei corpi B e C della scuola, quest'ultimo candidato anche al Ministero dell'Istruzione per un intervento di miglioramento sismico da quasi 3 milioni di euro. Gli attuali lavori dovrebbero essere ultimati così da consentire il rientro in classe degli studenti per il prossimo anno scolastico. Treviso.